Sandro Brandolisio non c'è più. Lo scrittore, giornalista pubblicista, esperto in tradizioni veneziane, ha lottato fino alla fine con positività e coraggio, ma domenica si è spento all'ospedale dopo una lunga malattia, all'età di 68 anni. Per tanto tempo ha fatto sorridere e incuriosito i nostri telespettatori con i suoi racconti e aneddoti su Venezia e le tradizioni, su come sono cambiate le cose nel tempo, facendo tornare tutti un po' bambini. Eccolo in una delle sue ultime interviste ai nostri microfoni. E a Festa a Sensa nasce da una vittoria dei veneziani, ancora quasi a origini, e siccome i veneziani si abituai a ricamare un pochettino quanto da sta vittoria, appoggiai anche dal mar, diciamo così, da benevolenza al mar, e i veneziani ricamassero una bella storia, e sta storia coinvolge chi? Coinvolge San Nicola, che è il protettore dei marinai, coinvolge San Giorgio, che è copa il drago, quindi è il demonio, coinvolge San Marco, che è il protettore di Venezia. Qualche settimana fa la presentazione del suo ultimo libro Cicchetti. Brandolisio infatti era un appassionato di cucina veneziana e soprattutto nei periodi di festa proponeva alcune delle sue migliori ricette. Dal bacaea conso ai peoci saltai, per non parlare delle sue mozzarelle in carrozza. Rigorosamente in dialetto, diceva, si devono chiamare perché hanno un altro sapore. Ora potrà rivivere in quei piatti e in chi preparerà le sue gustose ricette. Sandro lascia l'amore di una vita, Lidia, con cui aveva deciso recentemente di sposarsi dopo tanti anni insieme. I funerali saranno celebrati giovedì 22 agosto alle ore 9 nella chiesa di Santa Barbara a Mestre. Ciao Sandro.